buongiorno e benvenuti da parte della Fondazione Ghirardi, che oggi io rappresento in qualità di membro del Consiglio di amministrazione e coordinatrice del convegno dedicato alle orchestre sociali. Con la musica si può fare. Organizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica di tutti gli studenti. Io ringrazio tutti i convenuti per la presenza numerosa, ma soprattutto per il vivo interesse dimostrato per un argomento che merita di essere approfondito. Io porto i saluti di benvenuto da parte del presidente Giorgio Orsoni e del direttore Dino Cabinato, che oggi non sono presenti. Io sono Isabella Longo e ringrazio gli enti patrocinanti, la Regione Veneto, la provincia di Padova, il comune città di Piazzola sul Brenta, oltre ai conservatori Pollini di Padova e Steffani di Castelfranco. E un ringraziamento particolare lo devo all'Istituto Comprensivo Belludi, che ha collaborato in maniera fattiva alla realizzazione di questo evento, dando la piena disponibilità ad accogliere un laboratorio di modello didattico dei cori de Manos Blancas, di cui poi parleremo più avanti. Abbiamo qui in sala gli ideatori di questo modello didattico, Johnny Gomez Torres e Naibet García López, a cui do il benvenuto. Ed è con grande piacere che oggi siamo qui nella Galleria delle Conchiglie per la seconda edizione di un convegno che si propone di divulgare buone pratiche di formazione in orchestra con un intento ad azione sociale. Non mi dilungo troppo sul significato di questa giornata perché ne parlerà chi mi seguirà e soprattutto tante cose emergeranno nel corso della tavola rotonda. Due parole sulla Fondazione Ghirardi per chi ancora non la conoscesse. È nata nel 1986 per volere di un imprenditore farmaceutico, Giordano Emilio Ghirardi, che acquistò questa villa nel 1969 e la restaurò in breve tempo con le proprie risorse per riaprirla alla cittadinanza. Valorizzò questo luogo con eventi scientifici e culturali e, ceduta poi alla Regione Veneto nel 2005, fu firmato tra la Fondazione e la Regione un accordo che prevede per 30 anni l'organizzazione di eventi culturali e la promozione della ricerca scientifica. Tra gli eventi culturali la musica, proprio per la tradizione musicale di questa villa, ha un ampio spazio. Oggi quindi siamo qui nel pieno spirito dello Statuto della Fondazione, che oltre a ospitare concerti, di cui buona parte in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice, organizza anche una festa della musica attiva ormai da 14 anni dedicata alla pratica musicale per i giovani e alla musica amatoriale. E proprio in seno a questa manifestazione nel 2021, complice la pandemia, perché è stato un momento di riflessione penso un po' per tutti in cui sono nate nuove idee, è nata l'idea di creare un convegno dedicato alle orchestre ad azione sociale. Questo grazie all'incontro durante la festa della musica attiva con Giuseppe Laudani, che è qui presente, con Chiara Cattapanna del coro Mani Bianche Veneto. Giuseppe Laudani lo conosciamo, è l'ideatore e direttore dell'orchestra Diego Valeri, e l'appoggio della dottoressa Annalisa Spadolini. Ecco, che cosa si intende tra orchestra e azione sociale emergerà appunto, come dicevo, nel corso della giornata. Ma lo scopo in realtà poi di questo convegno è proprio di condividere esperienze che dimostrano che, come lo dice il titolo, il sottotitolo di questo convegno, è quello che il concetto che con la musica si può fare. Con la musica si può fare tanto, ma come si può fare? E dove? In quali situazioni? E chi sono i docenti di queste orchestre? Molti saranno oggi gli esempi virtuosi, uno sarà quello che avremo modo di vedere oggi pomeriggio, cioè la dimostrazione dei risultati del laboratorio dei cori de Manos Blancas con i bambini dell'Istituto Belludi, la scuola primaria Camerini. Ecco, prima di cedere la parola alle autorità desidero leggere la lettera che ci è pervenuta dal Presidente della Regione Veneto, il dottor Luca Zaia, ed eccola. Gentile Presidente, nel ringraziarla per il cortese invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare al convegno internazionale Le orchestre sociali, con la musica si può fare, a causa di concomitanti impegni istituzionali.
Questo appuntamento è un'occasione importante di riflessione sul valore della musica attraverso le orchestre sociali, che hanno visto nel mondo rappresentare per tanti bambini e ragazzi una straordinaria esperienza di crescita, di superamento delle difficoltà quotidiane, di condivisione e di integrazione. Questo convegno rappresenta un'opportunità di mettere a confronto le esperienze maturate e mettere in atto buone pratiche per le formazioni orchestrali che mirano a coinvolgere questi giovani suonando insieme e contribuendo a far crescere un modello educativo che vede nella musica un'importante opportunità di inclusione sociale e di riscatto da situazioni difficili, di prevenzione al rischio sociale. Nell'augurare buon lavoro ai partecipanti, professionalità che si prodigano quotidianamente con impegno, dedizione e passione per veicolare il messaggio universale che la musica esprime, oltre le barriere culturali, economiche e sociali, rivolgo a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Luca Zaia. Quindi... Adesso chiamo dare un saluto all'avvocato Rozzi Marin, diciamo il padrone di casa, che è presidente di Veneto Edifici Monumentali SRL, che gestisce questa villa. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti in Villa Contarini, che con tutti i suoi collaboratori è lieta di ospitare questo evento. Le orchestre sociali, con la musica si può fare. Un bel titolo. Che dire, condivido pienamente il messaggio del presidente Zaia, che ha colto il senso di questo evento di questa mattina. Saluto le autorità presenti e Isabella Longo, consigliere della Fondazione Ghirardi. Oggi ci troviamo con due belle manifestazioni delle arti, l'architettura, e parliamo di musica, e sentiremo anche la musica nel pomeriggio. Eventi come questo, eventi internazionali come questo, valorizzano questo edificio storico che rappresenta e ci racconta una bella pagina della storia del Veneto. Senza dilungarmi, ricordo che della famiglia Dente passa ai Carraresi ai Contarini, e il disegno del corpo centrale, la villa, è attribuito a Andrea Palladio, fondatore di una scuola dell'architettura conosciuta con la civiltà delle ville in tutto il mondo, e in questo contesto la musica è presente, nel senso che nel 1600 il Marco Contarini ingrandisce la villa e la musica era parte di questa villa, quindi non solo la funzione naturale che avevano le ville di funzione agricola, ma anche quella musicale. Abbiamo la sala delle arti e delle scienze, la sala degli strumenti, ma anche presente in villa la sala della musica o della chitarra rovesciata. Dopo passa la villa ad altre famiglie e mi fermo per ricordare il Ghirardi, che dopo un periodo di abbandono ha avuto il coraggio, la visione di restaurare questa villa e donare alla comunità questo patrimonio artistico che abbiamo oggi la possibilità di godere. Dal 2005 è della Regione del Veneto, è gestita da una società, la società Veneto Edifici Monumentali. Lo ricordo perché fino alla settimana scorsa si chiamava Immobiliare Marco Polo SRL, ma abbiamo cambiato nome. Ma non solo di nome, ma anche l'obiettivo sempre di approfondire e valorizzare questa villa, e quindi in questo luogo ricco della memoria storica della terraferma veneta vi apre il suo patrimonio architettonico e simbolico e accoglie il contributo culturale e artistico che questo evento offre, in armonia con la sua natura e la sua storia e in consonanza con il suo destino. Grazie, buon lavoro. In rappresentanza del Comune Città di Piazzola sul Brenta chiamo ora la dottoressa Daniela Lovison, consigliere comunale con delega all'istruzione.
Buongiorno al pubblico presente in sala, ai relatori. Porto a tutti il saluto del sindaco Walter Milani e dell'amministrazione tutta. L'edizione di questo convegno, che ritorna a Piazzola per il secondo anno consecutivo, è indice di quanto il territorio, con la sua rete istituzionale e non, sia sensibile e aperto al tema della musica. La collaborazione dell'amministrazione con l'Istituto Comprensivo Belludi e con le associazioni del territorio è consolidata e sempre attiva. Anche le proposte dei laboratori musicali di Futura Campus and Lab hanno obiettivi di forte valenza inclusiva e partecipativa per i giovani del nostro territorio. L'idea di orchestra sociale è un'idea potente perché nel suo concertare scenari di competenze multiple, divergenti, ma nello stesso tempo convergenti, offre ai bambini, ai ragazzi e ai giovani l'occasione di un'esperienza formativa e di vita condivisa, volta al raggiungimento di uno scopo comune dove bellezza, arte, sintonia, apprendimento e operosità si incontrano e aprono scenari di partecipazione e benessere per tutti, scenari di cui la società attuale ha forte bisogno. Auguro che le riflessioni di questa giornata possano essere costruttive e portare a collaborazioni sempre più trasversali, visibili nel territorio, ma soprattutto nei ragazzi e nelle famiglie che verranno coinvolte in questi progetti. Buona giornata. In rappresentanza della provincia di Padova chiamo il dottor Luigi Bisato, vicepresidente. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Porto i saluti del presidente della provincia di Padova, nonché sindaco di Padova, Sergio Giordani, che mi delega a rappresentarlo. Un saluto a tutti i convenuti, a partire dalla dottoressa Spadolini e a tutti gli illustri partecipanti a questo convegno internazionale. È già stato detto della maestosità del luogo in cui ci troviamo. Saluto il presidente della società che si occupa di mettere e rappresentare al meglio una delle ville storiche iconiche, se non altro della provincia di Padova, ma ben più che della provincia di Padova. E la bellezza del luogo in cui ci troviamo si somma all'interesse col quale anch'io partecipo, almeno per una parte della mattinata, al convegno che avete promosso. Metto assieme i due elementi, orchestre sociali. Parto dall'elemento sociale. Io penso che in questo momento storico, in particolare, le pulsioni individuali giuste, dovute, rischiano però di farci perdere quell'elemento della comunità, del fare assieme, dello stare assieme e soprattutto di non lasciare indietro nessuno. Si sta aprendo fortemente anche nel nostro paese, vie più anche in altri paesi del mondo, la forbice tra chi sempre può e di più e chi rischia di non avere le opportunità che altri, i nostri figli, i figli dei nostri vicini di casa possono avere. Ecco che da questo punto di vista, a maggior ragione, la musica può veramente diventare l'elemento col quale si può fare in modo che l'ensemble, mettere insieme attraverso un'orchestra in cui ognuno mette un pezzo del proprio sapere, ben fare o anche saper stare con gli altri, sia un elemento di vero discrimine positivo in una società appunto in cui le divisioni tendono a lasciare indietro persone. Quindi io plaudo all'esperienza, all'iniziativa, al ripetersi, quindi anche al fatto che dopo un convegno nazionale siate passati ad un convegno internazionale. Questo porterò il riferimento ideale anche nei prossimi ragionamenti con il Presidente della Provincia per sostenere, se del caso, attraverso le nostre competenze, le iniziative che porterete avanti per la Provincia e per la Regione. Grazie ancora e buona continuazione di lavori. Ed ora
due parole da parte del dottor Antonio Leo. Il dottor Antonio Leo è stato fino al 2021 dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, attualmente ha l'incarico di coordinamento del gruppo di lavoro per le attività musicali dell'Ufficio Scolastico Regionale ed è parte attiva del comitato organizzativo dell'Orchestra dei Licei Musicali del Veneto. Buongiorno a tutti. Porto il saluto dell'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare del vice direttore, la dottoressa Nappa, e del dirigente dell'Ufficio 2, la dirigente dottoressa Angela Riggio, nonché del corpo ispettivo. Sono onorato in questa occasione di rappresentare l'Ufficio Scolastico a questo importante evento, le cui finalità sono state ben sottolineate da chi mi ha preceduto. Sono iniziative che sono molto importanti dal punto di vista sia musicale sia sociale. Mi è capitato di leggere un testo ultimamente di Enzo Soresi, che è un oncopneumologo che ha lavorato per tanti anni al Niguarda di Milano. Si è occupato, fra l'altro nella sua esperienza, di musicoterapia, e ne parla con delle parole che mi hanno toccato parecchio. Si esprime riguardo alla musicoterapia parlando di forza magica del canto. Dice anche che il linguaggio musicale accede ad aree del cervello che il linguaggio comune di solito non raggiunge. Queste sono affermazioni che possono sembrare anche scontate per degli addetti ai lavori, ma io trovo che non è scontato affatto che ci siano delle persone che si impegnano e continuano a impegnarsi per sviluppare con la potenza della musica e soprattutto della musica d'insieme in particolare una formazione delle persone che abbia una valenza sia culturale che sociale. Ricordando l'intitolazione del convegno, potremmo dire che questa sia la classica differenza fra il dire e il fare. Siamo in un contesto dove elettivamente si passa dai problemi all'azione per superarli e per creare opportunità, cioè un contesto che ha dimensioni artistiche, sociali e anche di ricerca a livello internazionale, come vediamo oggi. Per questo l'Ufficio Scolastico Regionale non può che ringraziare per l'opera meritoria di quanti forniscono il loro contributo per l'evento, cioè la Fondazione Ghirardi Onlus, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Comitato per l'Apprendimento Pratico della Musica, l'Istituto Comprensivo Belludi, il Conservatorio, quanti studenti del Conservatorio parteciperanno e tutti coloro ancora che contribuiscono col loro impegno incessante e con le loro capacità. Si sono impegnati infatti a perseguire ancora una volta e sempre la costruzione di un futuro migliore per tutte e per tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie dottor Leo per queste parole, e prima di dare la parola alla dottoressa Annalisa Spadolini, che è coordinatrice del nucleo operativo del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti, chiamo in rappresentanza della dottoressa Angius, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Belludi, la referente del progetto Laboratorio Didattica del Coro de Manos Blancas, e cioè Monica Ardivell. Buongiorno a tutti, porto i saluti della dirigente che oggi con dispiacere non può essere presente, e porto anche un grande ringraziamento per tutta l'esperienza che le due classi della primaria Camerini, prima e seconda, hanno fatto in questa settimana, grazie a Naibet, John e Sabina, e con cui abbiamo lavorato intensamente, direi tutta la settimana, e quindi li ringrazio tanto per aver dato questa opportunità ai bambini
rivelare le loro capacità di provare, di sperimentare, di fare laboratorio con la musica. E oggi pomeriggio infatti vedrete il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, e ringrazio moltissimo la Fondazione Ghirardi che ci ha dato questa bellissima opportunità. Grazie e buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti. A me il compito di dare l'avvio a questa giornata di lavori che ci ha visti impegnati in quest'ultimo periodo nel raccogliere alcune fra le migliori menti e anche ricercatori, musicisti, artisti che si occupano di musica a diversi livelli, sia nazionali che internazionali. Questo convegno nasce da un'idea che l'anno scorso abbiamo avuto durante il primo convegno nazionale che si è svolto qui sempre a Villa Contarini nel giugno 2022 e che ha visto praticamente alcune esperienze di orchestre sociali con la presenza proprio dei ragazzi. Quindi ricordiamo il concerto meraviglioso che si è svolto proprio qui dietro con queste orchestre pugliesi, venete, che hanno suonato insieme uno splendido programma, e l'idea è nata dalla necessità di fare sintesi e soprattutto di cercare di capire come è possibile esportare e fare in modo che in tutto il nostro paese le orchestre sociali possano nascere, crescere, svilupparsi e soprattutto vogliamo cercare di capire con questo convegno, di individuare quali sono i contesti in cui possono sorgere le orchestre e queste orchestre sociali, perché creare orchestre sociali, quali sono le professionalità necessarie e anche appunto lavorare in una situazione di perfetta inclusione. Io ne parlo così in questo modo perché il concetto di inclusione, io nasco musicista, io ho iniziato la mia carriera da musicista cantando in un coro. Ho avuto l'opportunità, perché sono stata fortunata, avevo una famiglia alle spalle che mi ha dato questa opportunità di suonare uno strumento. Sono entrata in un'orchestra europea quando ero giovane, parliamo di 40 anni fa, l'orchestra della Jeune de la Méditerranée, dove in questa orchestra partecipavano tutti giovani del Mediterraneo, turchi, greci, spagnoli, italiani. È stata un'esperienza per me toccante, importante. Eravamo tutti diversi, però tutti fortunati, perché eravamo comunque scelti e avevamo, come dire, opportunità, perché il concetto di inclusione ancora non esisteva a livello pedagogico in quel periodo. Oggi le cose sono un po' cambiate. Noi qui parliamo di orchestre inclusive che riescano a valorizzare le capacità di tutti gli esseri umani, di tutte le persone, e soprattutto cercano di dare pari opportunità a tutti. E quindi è un modo di affrontare il percorso musicale un po' diverso rispetto a quello per cui noi abbiamo studiato. E quindi noi eravamo fortunati 40 anni fa, ma oggi dobbiamo dare possibilità a chiunque di poter vivere in questa, nella scelta di poter esprimere se stessi
completamente nel conoscere le proprie potenzialità ma anche i propri limiti. E io credo che attraverso le orchestre i ragazzi vivono momenti socializzanti di grande libertà, anche di partecipazione pura, di una partecipazione senza interessi, contro ovviamente, in un ambiente che spinge contro l'individualismo, ma dove i ragazzi esperiscono situazioni emotivamente ed esteticamente arricchenti, che sviluppano capacità di, come dire, di pensiero critico anche sulle loro modalità espressive, e canalizzano poi soprattutto aggressività, difficoltà, anche incapacità attraverso appunto l'espressione delle proprie vocazioni. Ecco. Il punto forte di queste attività risiede nel fatto che si abbatte la componente antagonistica in favore di quella agonistica, e la musica è meritoria, nel senso che impegnarsi per raggiungere un obiettivo aiuta a dimostrare anche le proprie capacità ad ogni livello, per chiunque, per tutti e per ciascuno, e tutto questo al di là della prestazione artistica, che invece poi è anche molto importante, perché esprimere comunque creativamente significa entrare nel profondo, andare nello specifico, significa comunque toccare anche le corde della propria interiorità e riuscire a trasmetterle. Ecco, quindi educazione alla cittadinanza attiva, educazione ad una partecipazione all'interno di una società che sia di condivisione, e anche educazione alla spinta verso l'approfondimento, perché suonare in uno strumento, in orchestra, significa entrare dentro i particolari, ecco, che fanno comunque la differenza. Di tutto questo si parlerà oggi, e grazie all'esperienza di tutti i grandi relatori, insomma, che abbiamo scelto per questa giornata, si parlerà appunto di difficoltà, si parlerà di un altro tipo di musica che non è quella del grande fortunato talento che suona nelle grandi sale di concerto, ma si parlerà di possibilità per tutti di esprimere creativamente e artisticamente il proprio valore. E quindi io do adesso la parola al presidente del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica, che è il professor Luigi Berlinguer, che ha 91 anni e ancora lavora con grande impegno, e per me è un onore lavorare con lui tutti i giorni, e che ha fatto di questa della musica nelle scuole italiane uno dei suoi impegni più importanti, e quindi vorrei dare un saluto con un piccolo pensiero molto semplice che adesso ascolterete, e che riguarda appunto la necessità di non sentirsi soli, e questo le orchestre aiutano moltissimo a fare, e ne abbiamo grande bisogno. Quindi io do il benvenuto a tutti e iniziamo proprio i lavori con il video del professor Luigi Berlinguer, e poi iniziamo con la prima sessione della giornata. Grazie. Voglio esprimere tutto il mio ringraziamento sincero alla Fondazione Ghilardi per la sua iniziativa nel campo della promozione delle orchestre e anche per avermi invitato.
perché questo incontra una mia esigenza culturale e un mio pensiero al quale ho dedicato questi ultimi anni della mia attività. Noi abbiamo bisogno in Italia, prima di tutto, che ci sia più gente che studi musica e suoni musica. In assoluto, cioè c'è un dato assoluto, che il vantaggio e la soddisfazione di imparare e a suonare e di suonare non sia un privilegio che alcune famiglie riservano ai propri rampolli e basta. Che esse continuino a farlo, non voglio scoraggiare nessuno, però che abbia una dimensione sociale, che la società si faccia carico di diventare più di ieri una società evoluta, la nostra, quella italiana, comporta anche il fatto che in Italia si deve studiare di più la musica, primo, e che bisogna sia studiarla se le famiglie o i giovani la vogliono fare individualmente, ciascuno per sé. Lasciamo libero, anzi sollecitiamo questa pratica, ma che sia molto importante che si costituiscano anche delle orchestre. Prima di tutto perché le orchestre sono un modo in cui questa straordinaria attività che è quella di suonare, di promuovere un esercizio musicale, sono anche una forma di socializzazione, c'è poco da fare, in cui più persone, più giovani, più appunto persone si mettono insieme a produrre musica insieme. La musica è bellissima come attività di ciascuno e quindi, lasciatemi dire, individuale, però la musica è un po' più che bellissima, è straordinaria quando si sceglie anche una strada che la promozione culturale nel mondo ha già in qualche modo tracciato, che è quella di suonare insieme. Certamente perché se si sta insieme è un modo più evoluto di essere della società, ma anche perché i risultati e persino gli spartiti, la ricchezza dell'offerta spartitica è maggiore, e che poi soprattutto per i ragazzi e le ragazze, ma io credo anche per molte persone adulte, si possa sconfiggere il triste rischio della solitudine che in una città come la nostra è sempre presente. La solitudine può portare tristezza. Il partecipare insieme a cantare o a suonare certamente porta allegria, può anche portare bisticci, concorrenze, tutto quello che si vuole, tutto è difficile, convivere è difficile, ma è meglio che solo vivere. E per questo la musica è miracolosa, perché il convergere sul cantare o sulla produzione musicale di più persone
e aumentare il senso della famiglia in ciascuno. Starei per dire se e per questo la Fondazione Ghilardi io la voglio ringraziare di cuore, perché io sento che queste sue iniziative promuovono quello che io considero la vita moderna e il mio essere cittadino di questo paese. Devo chiudere tutto il mio ringraziamento. Bene, allora possiamo iniziare sicuramente i lavori della prima sessione e iniziamo con la proiezione del video Vivere un mondo migliore con la regia di Paola Longo, che è una sintesi appunto del convegno che si è svolto l'anno scorso sempre qui a Villa Coltarini dal titolo Orchestre Sociali e che abbiamo avuto modo già di vedere noi relatori e faccio veramente i miei più vivi complimenti a Paola Longo, perché ha fatto una sintesi meravigliosa, artistica, di grande livello e non so se vuoi dire delle parole prima oppure facciamo vedere sul video e poi dopo facciamo parlare le immagini e così vi rendete conto un pochino di quella che è stata la parte così emotiva di questa giornata che ricordiamo tutti con molto piacere e che appunto ha portato anche a continuare e a darci la forza per fare sintesi e per cercare di iniziare un cammino e spero possa andare avanti. Allora possiamo mandarlo per favore. In realtà hanno parlato le immagini, io voglio ringraziare la Fondazione Ghilardi che ha permesso la produzione di questo video e voglio ringraziare i miei collaboratori Maurizio Busnardo, Roberto Noventa e Massimiliano De Domenichi, che hanno colto e mi hanno accompagnato quel giorno nel guardare le espressioni dei ragazzi che esprimono veramente la potenza di questo progetto. Quindi sono le immagini che hanno parlato. Grazie a voi, grazie a tutti. Io credo che video come questi dovrebbero essere fatti vedere nelle aule del nostro Parlamento, nell'aula del Parlamento, del Senato. Sono molto contenta che siano qui ancora presenti i rappresentanti politici perché diciamo l'ignoranza fra virgolette politica su queste tematiche è ancora molto alta, lo possiamo dire tranquillamente, ma questo anche perché dipende dalla scuola, insomma. Nella scuola ancora la musica non è insegnata come dovrebbe, non in tutti gli ordini di scuola e noi stiamo lavorando tantissimo perché questo accada. Però è evidente, appare evidente, assolutamente, grazie anche a queste immagini, quanto veramente la musica e suonare in un'orchestra possa veramente creare una società migliore, per tutti i motivi che sono stati spiegati poi dai relatori e che adesso comunque diremo. È veramente evidente e quindi non si capisce come mai ancora non si investa in questo, perché è molto importante. Quindi siamo nel Veneto, bisognerebbe appunto farsi portavoce verso chi governa sia queste regioni come tutte le regioni italiane, perché tante orchestre in Italia possono veramente riattivare questo senso della partecipazione anche politica di questo paese. Quindi. Allora, a proposito di partecipazione, di impegno, adesso do la parola a Gianni Nuti, che è anche lui membro del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica, nonché musicista, sindaco della città di Aosta, è pedagogista, musicologo, è diplomato in chitarra e laureato anche in lettere e filosofia, dottore di ricerca è stato dottore di ricerca in psicologia cognitiva e sperimentale all'Università Paris-Nanterre
e si occupa appunto di didattica e psicologia della musica, è professore associato di didattica generale, docente di pedagogia dell'integrazione presso l'Università della Valle d'Aosta. Numerosi le sue pubblicazioni e fra cui anche un'ultima pubblicazione importante sul valore della musica pratica, fatta appunto edita da Franco Angeli, a cura appunto di Luigi Berlinguer, Gianni Muti e Annalisa Spadolini, e che vi invito comunque ad andare a vedere. E ci parlerà è un titolo un po' particolare: da dove partiamo? Probabilmente che cosa vogliamo fare anche in questa giornata. Intanto è un piacere essere di nuovo qui dopo un anno, ritrovare gli amici e le amiche. Ringrazio la Fondazione Ghirardi, Isabella, in particolare Isabella Longo, per quello che fa. L'altra volta ho parlato di contenuti anche in modo un po' evocativo, questa volta vorrei essere funzionale, breve e funzionale. È molto importante che ci troviamo e ci rafforziamo vicendevolmente nella motivazione intrinseca al perseguire gli obiettivi che ciascuno di noi persegue e per dimostrare il valore della musica per la vita delle persone. Però è anche importante sviluppare quest'idea, diffondere quest'idea, fare in modo che diventi contagiosa, e allora dobbiamo attrezzarci. Quindi io con molta sintesi io vorrei mettere alla vostra attenzione alcuni elementi che oggi possiamo registrare attorno a questo tema, affinché in questa giornata e nella tavola rotonda alla fine della giornata ci siano gli spunti di riflessione sufficienti per dire: da adesso in poi dobbiamo organizzarci in un certo modo per far vivere ulteriormente a più persone possibile, nel miglior modo possibile, queste esperienze che per noi sono così gratificanti e così efficaci. Allora, il fenomeno delle orchestre sociali di oggi ha alcuni elementi trasversali. C'è questa energia ispiratrice che nasce da Abreu. Parlo di energia ispiratrice e non metodo o modello Abreu, perché metodo e modello Abreu vanno incarnati, vanno ripensati, vanno attualizzati. È una metamorfosi continua di pensiero e anche di progettualità. Però c'è questa grande risorsa, cioè ha fatto una missione impossibile, e quindi noi viviamo il fascino di qualcuno che ha compiuto qualche cosa che sembrava impraticabile, mettendo insieme delle cose estremamente divergenti, essendo un'espressione di altissima creatività sociale. Questo seme si è diffuso, come sempre in Italia si diffonde in modo eterogeneo, a macchia di leopardo, a seconda delle libere iniziative che ciascuno matura nel proprio territorio. Non si parte mai in Italia da una pianificazione a monte, perché un'ispirazione può diventare un caso nazionale. Si sana ex post normalmente. Conoscete bene il fenomeno delle scuole medie di indirizzo musicale e quanto tempo ci è voluto perché fossero istituzionalizzate. Ecco, questo ha vantaggi e svantaggi. Il Mediterraneo è pieno di natura spontanea, di bellezze spontanee, gli uomini che la abitano fanno la stessa cosa. La disomogeneità deve diventare valore, basta che riusciamo a trovare delle strade perché questo porti frutti a tutti, raggiunga tutti. Quindi la varietà è una risorsa e le logiche inclusive in ingresso sono un altro punto qualificante. E perché parlo di ingresso ve lo dico subito. Allora, la diffusione capillare quali rischi comporta? La dispersione delle risorse umane e finanziarie, i continui ricominciamenti, perché ciascuno nel proprio luogo ricomincia da capo, e siccome sappiamo che l'uomo progredisce attraverso lo scambio, diventa più faticoso progredire. L'incremento dei margini di errore, naturalmente si sbaglia di più se non ci si confronta. E poi c'è un alimentare un senso di incomunicabilità, cioè ciascuno man mano che va avanti rafforza il proprio fortino e l'altro lo vede come un elemento
diciamo, potenzialmente antagonista, cosa che a noi musicisti sta roba non piace, è antitetica rispetto al nostro modo di pensare la vita, no? Ecco, la varietà come risorsa. Abbiamo dei contesti diversi, aperti o chiusi. Cosa intendo per aperti o chiusi? La strada, oppure l'istituzione, la comunità minori, la situazione in cui si lavora in un centro diurno o residenziale per malattie psichiatriche, disagio mentale in generale, eccetera. A noi piace il meticciamento di tutto, la mescolanza. Non siamo tanto per la sostituzione etnica, ma siamo un po' di più per il melting pot, ecco. E questo vale anche per la capacità dell'uomo italiano di sviluppare modelli simili in contesti rurali, in contesti urbanizzati, nelle aree cosiddette interne, nei posti dimenticati dove non c'è niente da fare, nei posti invece dove ci sono moltissime risorse ma le persone si sentono ugualmente sole, perché guardate che l'inclusione deve essere un concetto molto allargato. Naturalmente anche i repertori sono differenziati a seconda del tipo di esperienza, dal repertorio classico per l'orchestra a repertori popolari, occidentali o del resto del mondo, idiomatici, non idiomatici. Che cosa intendo? Scritti appositamente per orchestra, trascritti o adattati. Anche qui nessun dogmatismo, teniamo conto che quella compagine ha una storia, ha un suo valore sociale perché ha una storia, ma nello stesso tempo il meticciamento continua e la musica ha bisogno di nuovi ripensamenti. Basta che ci sia sempre il senso dell'autenticità che ispira chi scrive, chi trascrive, chi lavora anche con le pratiche improvvisative. A proposito delle pratiche improvvisative, gli approcci metodologici e le strategie. Anche qui il metodo Abreu non c'è in Italia, ci sono molti approcci metodologici, molti livelli di strutturazione della didattica strumentale e orchestrale. Un rapporto, un'affezione diversa con i modelli storici, un rapporto diverso fra lettura e oralità, un rapporto diverso con la dimensione dell'improvvisazione e della composizione. Anche qui la varietà è una risorsa, basta che non utilizziamo un approccio metodologico unico, perché la varietà significa stili cognitivi diversi e letture diverse della costruzione di modelli mentali che devono essere nutriti in modo diciamo plurale, ecco, perché le pari opportunità si costruiscono anche attraverso questo. I modelli di governance, anche qui l'associazionismo, il mondo del terzo settore è vitale, si sa adattare alla realtà con grande dinamismo, ma è povero in senso lato, nel senso che ha risorse economiche limitate e molto spesso c'è 1, 2, 3 persone che si accollano tantissimi oneri, però ha anche una grande capacità di contagiare altre persone intorno, quindi anche un potenziale di sviluppo molto grande. Le istituzioni scolastiche e non solo, gli enti, le fondazioni eccetera, sono risorse importanti che hanno però delle rigidità molto spesso. Ecco, anche qui a noi piace il meticciamento, quindi dobbiamo contribuire a far parlare di più quelle realtà in modo tale che una si apra, l'altra si strutturi, l'altra abbia gli attrezzi idonei per poter creare continuamente evoluzione e sviluppo. Quali le sfide che lancio? Allora, dobbiamo arricchire la mappa delle esperienze attive. Ci sono tante esperienze che ancora non sono messe in trasparenza e non sono valorizzate. Ci sono tante esperienze che magari millantano una formula inclusiva e magari non sono così inclusive, hanno ancora un livello di selettività a monte, retaggio del modello occidentale di far musica diciamo in modo evoluto, colto, sono tutti termini impropri, perdonatemeli tutti. Provare a costruire non dei modelli,
standard, perché i modelli standard soffocano la creatività, anche la prospettiva, ma dei brogliacci dinamici, dei canovacci che siano pronti a continui mutamenti e innesti, ma che ci facciano vivere in un alveo condiviso nel quale lo scambio diventa fecondo, diventa possibile, diventa dinamico e anche rapido per certi versi. Poi dobbiamo valutare lo spettro delle fonti di finanziamento, creare alleanze, partnership territoriali, interterritoriali, extraterritoriali, il reticolato simile a quello che noi all'interno dell'orchestra riusciamo a creare tra le persone. Ho quasi finito. Quali sono gli strumenti possibili? Costruzione di banche dati, repository reali e virtuali, delle banche di repertori, di strategie, di materiali dai quali attingere, tra l'altro con strumenti differenziati, video, letture, esperienze dirette. Ecco, tra le esperienze dirette, la formazione in situazione, tra pari a tutti i livelli, tra i docenti, tra i ragazzi che hanno provenienze diverse, esperienze differenti, e intensificare le alleanze per sensibilizzare i decisori e i potenziali finanziatori di questi progetti. Vedete sempre che parto dall'ideale, poi vado nel concreto e dico ragazzi, però poi dopo dobbiamo strutturarci, avere le risorse umane, le risorse finanziarie per realizzare i nostri sogni. E qui sta l'amministratore che c'è in me. La sfida delle sfide è trovare delle occasioni di unità pur mantenendo l'eterogeneità. A noi le differenze non piacciono soltanto all'interno dell'orchestra, ma anche fra le compagini orchestrali, fra le varie realtà che si sono venute a sviluppare in Italia e anche nel mondo, con una forma di incarnazione in quel territorio con quelle persone. Però umanizzare l'esperienza significa trovare il senso dell'uomo a qualunque latitudine, con qualunque forma lui viva, con qualunque stile, delle forme che ci fanno sentire uniti, che è uno dei grandi obiettivi, le grandi tensioni dell'uomo nella sua esistenza. E poi promuovere all'interno delle pratiche orchestrali delle strategie nel modo di fare musica e bellezza, e qui ritorno a quello che dicevo l'anno scorso, autenticamente democratiche. Voi sapete che Herbert von Karajan diceva che l'orchestra era l'ultimo luogo in Europa in cui c'era un regime totalitario. Probabilmente lui dal suo punto di vista aveva abbastanza ragione, perché aveva impostato il suo stile, il suo modo di vivere e il suo rapporto con i suoi orchestrali, che dopo un po' di anni a un certo punto hanno anche avuto un po' di problemi a sopportarlo, ma in realtà voi dite sì, ecco, c'è una dimensione cooperativa, c'è una dimensione di scambio, sì, ma ricordiamoci sempre che anche i soldati cooperano tra di loro, anche le compagini che vanno a combattere cooperano tra di loro, necessariamente, ed è una questione di vita o di morte. E c'è chi decide qual è il tipo di ordine di disciplina che viene imposto per poter raggiungere il risultato di morte al quale tu sei vocato, per il quale tu sei ingaggiato. Ecco, la lettura inversa non è quella per cui io nego il fatto che ci sia bisogno di ordine e di disciplina, perché di ordine e di disciplina c'è bisogno nella vita, dobbiamo dircelo. Il problema è che nell'ordine e nella disciplina io devo vivere la mia esperienza di scelta e di libertà. Io scelgo l'ordine e la disciplina, io sono felice di viverlo, lo si diceva nel filmato, felice di libero e autonomo e libero, decido perché sto bene e vivo un'esperienza di bellezza. E in questo modo noi dobbiamo costruire le nostre strategie didattiche, il nostro modo di insegnare, il nostro modo di far stare insieme i ragazzi. Non è sempre scontato che ci riusciamo, perché l'uomo è debole e l'uomo ha delle fragilità sue proprie e le deve superare attraverso un continuo sforzo verso l'acquisizione di una coscienza democratica autentica,
anche di una lettura inclusiva autentica. Guardate, l'inclusione si vive anche, e concludo, quando noi intercettiamo ragazzi apparentemente, diciamo, normali, che è un termine stupido, ma che vivono delle vite di solitudine, di disagio personale, perfettamente iscritte dentro un comportamento ineccepibile. Noi facciamo del bene anche a loro. La nostra politica inclusiva deve poter includere anche loro. Non ci sono soltanto le fragilità eclatanti, quelle certificate, quelle che hanno la 104 o quelle che hanno il bollino del disagio sociale dall'assistente sociale. Ci sono un sacco di micro sofferenze che i nostri ragazzi vivono quotidianamente e che anche attraverso questa pratica di bellezza riescono a, in qualche modo, non dico superare, ma attenuare, a vivere meglio. Ecco. Quindi queste sono le sfide che ci dobbiamo lanciare e abbiamo tutto il giorno per rispondere, e poi nella tavola rotonda ci diremo anche che cosa potremmo fare insieme per il futuro. Vi ringrazio. Gianni Nuti. Allora, siamo un pochino in ritardo, però non vogliamo togliere tempo a nessuno. La parola a Pablo González Martínez, che è un violoncellista, direttore d'orchestra venezuelano e ha suonato, ha studiato direzione d'orchestra e è stato anche componente dell'orchestra Simón Bolívar del Venezuela sotto la direzione del maestro José Antonio Abreu, e nel 2000 si è trasferito a Barcellona, dove attualmente vive, e ha creato il progetto Voces, di cui adesso ci parlerà, ed è ispirato ovviamente al Sistema Nazionale di Orchestre e Cori Giovanili e Bambini del Venezuela, ed è appunto un esempio molto chiaro di adattamento di questo modello modello latinoamericano in Europa. Ha avuto numerosi riconoscimenti, è stata riconosciuta buona pratica dalla Commissione europea e ha ottenuto anche il premio UNESCO Federico Major Saragozza, ed è stato insegnato della medaglia d'onore Città di Barcellona e del premio Ciudad de Barcelona 21 come miglior progetto educativo. Quindi la sua relazione ci parlerà appunto di Voces, 18 anni di musica sociale, come abbiamo iniziato. A lei la parola, 15 minuti. Bueno, primero he acordado con Sabina. Yo tengo un español milagroso que entienden los italianos. No sé si capito. Sabina. Y le quería pedir a Sabina si necesitamos en algún momento vuestra traducción, que venga para acá. También agradecerles a todos, especialmente a Isabella, porque... Benvenuti a tutti, grazie a tutti, sì, adesso traduciamo. Okay. Magari fa delle frasi e poi noi rispondiamo. Porque me he reencontrado con amigos de toda la vida. Ho incontrato degli amici che conosco da tanto tempo nella mia vita. Y milagrosamente me he dado cuenta que todos estamos más jóvenes. No sento niente. Ripeta? Que milagrosamente me he dado cuenta que todos estamos más jóvenes. Si è reso conto che siamo tutti più giovani, miracolosamente. Okay. Después de ver el concierto y el video, que se ha pasado de 18 minutos, sin duda me he emocionado como todos ustedes. Dopo aver visto il video e il concerto di questi 18 minuti di Paola Longo, si è emozionato come sicuramente tutti voi.
pero les voy a hacer bajar a la tierra un momento. Ma voglio farvi mettere i piedi per terra un attimo. Cuando yo llegué a Barcelona me di cuenta del difícil acceso que tenían los niños y niñas de pocos recursos a la formación musical. Quando è arrivato a Barcellona si è immediatamente reso conto di tutte le difficoltà che avevano i bambini con scarse capacità economiche di poter avere accesso all'educazione musicale. En España en el 2004 había un gravísimo problema de inmigración. Nel 2004 in Spagna c'è stato un gravissimo problema di immigrazione. Y es precisamente esto donde las orquestas sociales son importantes. È esattamente questo il momento in cui le orchestre sociali sono importanti. Porque no sé si aún continúa algún político aquí. Porque nuestros proyectos y las orquestas sociales son proyectos que se adaptan a todos los problemas coyunturales, tanto locales, nacionales, internacionales e incluso globales. Credo che tutti capiscono, ¿no? Tutti capiscono. Y es por esto que ahí es donde estamos nosotros. Los proyectos y las orquestas sociales no pueden ser proyectos del Estado. Es el Estado que tiene que atender a los proyectos sociales, porque son proyectos singulares donde no puede llegar el Estado. Sì, l'importante è che lo Stato sia nei progetti e si innesti nei nostri progetti, non possiamo essere dei singoli senza l'intervento dello Stato. Nosotros atendemos problemas sociales de los niños, físicos, familiares, si tienen familias. Sì, noi ci occupiamo dei progetti sociali, familiari, dei bambini se hanno famiglia, perché non sempre i nostri bambini hanno famiglia. Y utilizamos la música porque la música siempre está presente como una herramienta de solución. La musica noi la utilizziamo perché la musica è sempre presente come uno strumento. Por eso es que Voces lo consideramos, no, además de un proyecto músico-social, lo consideramos un proyecto de vida. Per questo noi consideriamo che Voces sia un progetto di vita. Nosotros comenzamos en el 2004 con un coro multicultural de 14 niños. Abbiamo cominciato nel 2004 con un coro multiculturale di 14 bambini. El próximo año, 2024, cumplimos 20 años y atendemos a 736 niños y niñas en diferentes espacios de Barcelona. Il prossimo anno compiamo 20 anni e ci stiamo occupando di 736 bambini e bambine in differenti zone di Barcellona. Voy hablando de la historia de Voces, pero también intento vincularlo con los problemas que hoy día nos hemos encontrado. Sì, vi racconto della nostra esperienza di Voces, ma mi piacerebbe collegarlo a tutte le problematiche che abbiamo incontrato. Como saben ustedes, en Venezuela hay un problema desde hace muchísimos años, ya casi 20, 21 años, de un problema político que ha generado unos problemas sociales y coyunturales terribles. Come sapete, da più di 20 anni in Venezuela ci sono problemi politici che hanno purtroppo creato problemi congiunturali molto importanti e profondi. Yo he llegado a Barcelona en el año 2000, cuando no habían casi venezolanos. Y hoy día, tanto en Barcelona, en Italia, en Francia, en Noruega, en todas partes, está pleno de venezolanos. Io sono arrivato 20 anni fa a Barcellona e quasi non c'erano venezuelani e oggi 20 anni dopo in tutta Europa, in tutti i paesi d'Europa siamo pieni, circondati da venezuelani. Esto trae como consecuencia que siempre nos mantenemos en contacto. Específicamente, les pongo un ejemplo. El proyecto Voces se quiere replicar en Francia. ¿Qué sucede? Que cuando comenzó en Francia la réplica de proyectos sociales, después que el proyecto de orquestas juveniles tuviera ese boom tan importante, dopo che il progetto ebreo ha avuto un boom importante, abbiamo voluto replicarlo in tutta Europa, adesso loro vorrebbero per esempio replicarlo in Francia. El Estado francés tomó la batuta e lo Stato francese ha voluto prendere in mano la direzione y ha hecho
estas orquestas sociales dentro de los colegios. E ha strutturato le orchestre sociali all'interno delle scuole. Esto está muy bien, pero después que el niño sale del colegio, se reencuentra de nuevo con sus problemas. Questo è molto buono da un lato, ma quando il ragazzo esce dalla scuola si trova di nuovo nello stesso problema di solitudine. Y cuando acaba el colegio, el niño durante el verano poco tiene que hacer. E quando finisce la scuola i bambini durante l'estate di nuovo non hanno niente da fare, non hanno attività. Entonces el niño y la niña no tienen cómo hacer valer su derecho de practicar la música. E dunque i ragazzini non riescono ad avere, non hanno diritto di praticare la musica durante l'estate. El director de orquesta, el profesor de un proyecto social, debe ser un agente de cambio social. Il direttore d'orchestra, il professore di musica all'interno di queste associazioni ad azione sociale deve essere un agente di cambiamento sociale. Es por eso que nosotros consideramos la relación que tenemos con el gobierno de España y el gobierno de Cataluña como una alianza para solucionar un problema social. Certo, per questo che noi consideriamo che la nostra relazione con il governo catalano sia la base fondamentale per un'alleanza di cambiamento sociale. Y por esto, si es verdad, Voces tiene muchísimas orquestas en varios colegios de Barcelona, pero también las tiene fuera del entorno escolar, en centros cívicos, en organizaciones de barrios, y tenemos un espacio central donde atendemos. El espacio central Voces hoy día atiende a 235 niños, que son los niños de los coros, de las orquestas centrales, y que vienen de las escuelas y de otros espacios Voces a alimentar el proyecto. Dice che per questo motivo Voces naturalmente è inserito in molte scuole di Barcellona, ma soprattutto oggi sono riusciti ad avere fuori dalla scuola degli spazi in cui i ragazzi si possono radunare, in particolare questo spazio centrale che è la loro sede operativa, in cui attendono quasi 250 ragazzi. En el caso nuestro no solamente atendemos a beneficiarios que van desde los 3 años hasta los 18, 19, 20 años, sino que también hemos incluido coros de gente mayor, de gente grande. A partir de los 60, 65, 70, en nuestros coros hay personas casi de 90 años también, porque consideramos que eso es otra parte de la vida, y eso es, especialmente cuando la persona cumple 60, 70 años, es como apartado de todo. Entonces, siempre los padres, los abuelos de los niños y de las niñas me han dicho: mi sueño era estudiar violín, mi sueño era tocar el piano. Y entonces, ¿por qué no ampliar la possibilità e il diritto all'accesso alla musica alla gente maggiore? Tutto quindi per loro è nato inizialmente dedicandosi ai ragazzi, oggi invece il progetto va dai 3 ai 18-19 anni, quindi diciamo in età scolare, ma in particolare si è aperto ad includere anche adulti, e in particolare dopo i 60 anni dice tanta gente ha sempre chiesto, genitori, nonni, hanno sempre chiesto ci piacerebbe poter suonare un violino, e oggi questo è possibile nel loro progetto. Nuestro proyecto se basa en 3 líneas fundamentales. Una es la línea social. Nosotros, antes de música, lo que queremos es hacer un rescate social a través de la música. Allora, la loro attività si basa su 3 punti fondamentali. Loro innanzitutto vogliono essere un movimento sociale che riscatta l'essere umano attraverso la musica. Trabajamos con los servicios sociales, captamos a través, muy importante dentro de proyectos y orquestas sociales como esta, trabajamos mucho lo que se dice en España, el boca-oreja. El que una madre, un niño nos dice: oye, tenemos problemas con la familia, mi padre le pega a mi madre. Certo, loro lavorano moltissimo con le istituzioni, le associazioni, gli assistenti sociali, ma molto di più con il bocca a bocca, il fatto che ci si racconti: guarda che ho appena saputo che questo genitore picchia la moglie, picchia la madre, picchia il figlio, c'è violenza domestica, raccontato tra le persone. Esto porque el niño, la niña y todos los beneficiarios Voces se sienten que están en una familia. Ahora, el ensayo del día sábado en Voces comenzó a las 8:30 de la mañana con clases,
y no acabará hasta las 10 de la noche. Y mañana también será así. O sea que es una familia que está y comen allí, llevan sus comidas, las madres preparan comida y es todo un día di convivenza familiare e musicale. Il lavoro per esempio di oggi comincia da loro alle 8:30 del mattino e va avanti fino alle 10 di sera e nello spazio ci sono le madri e i genitori che si occupano dell'organizzazione, del cibo, mangeranno insieme ed è considerato da tutti come una grande famiglia e si passa insieme il fine settimana attraverso la musica. Hay otra línea fundamental que es la línea pedagógica. Yo me podría extender aquí referente a la pedagogía, pero no es el momento porque es un debate bastante delicado. Pero nosotros nos basamos en la pedagogía del aprendizaje colectivo. Muchas escuelas de música, conservatorios nos preguntan, pero no, yo creo que es necesario primero que el niño solo aprenda el instrumento y luego entre a la orquesta. No, nosotros enseñamos desde cero, desde il minuto 1 al niño a tocar juntos. Il secondo punto su cui vorrebbe basare il suo intervento è la pedagogia, però dice è molto ampio, è molto dibattuto, dunque preferisce accennare al fatto che loro basano la loro pedagogia sull'apprendimento collettivo. Nonostante i conservatori continuino a chiedere ma com'è possibile che non facciate lezioni singole, lui dal minuto 1 dice che insegna ai ragazzini l'orchestra in gruppo. Luego, si es necesario, si el niño destaca musicalmente, se le atiende en pequeños grupos. Y si el niño tiene problemas y le cuesta sacar un pasaje musical, también se le atiende solo o en pequeños grupos. In un secondo tempo, se ci si rende conto che i ragazzini o si staccano dal gruppo per qualità positiva o si distaccano per problematiche, allora si possono organizzare piccoli gruppi e si fa un'azione di sostegno. Les pongo un ejemplo, si el niño o la niña no pueden tocar el danzón porque nunca han estudiado lo que es una síncopa, un cambio de tiempo, una unión de lo binario con lo ternario, pues se le explica con el danzón. No tiene por qué estudiar todo un libro de solfeo para poder tocar il danzón. Sì, dice per esempio se i ragazzi hanno un problema a misurare il 2/3, le sincopi o altre questioni molto specifiche, anziché metterli a studiare un libro di solfeggio, noi preferiamo attraverso il danzón di Márquez, che è quello che abbiamo sentito, puntualizzare. La otra línea importante es la línea artística. El niño, la niña, el joven tienen que trabajar por objetivos concretos y si puede ser de corto plazo. Es decir, comenzar una actividad y ya tener a vista hacer un concierto. ¿Por qué? Porque el concierto les estimula, el concierto les hace estar cerca de su comunidad como niños y niñas que están aportando a la sociedad y que no están pidiendo, están aportando artísticamente a la sociedad, a sus padres, a todos, y están creciendo como artistas y como seres humanos. L'altro punto importante che mi piace sottolineare è quello artistico, perché per i ragazzi è molto stimolante quando cominciano tutto questo processo di apprendimento. È importante avere a breve scadenza un concerto perché loro si sentono artisti nella loro comunità e si rendono partecipi della crescita artistica di tutta la loro comunità. Yo estoy seguro que aquí hay muchísimos músicos que tienen una alta sensibilidad musical, o si no, no estuviéramos aquí. Hubiéramos hecho un conservatorio privado y nos hubiéramos ganado la vida, que también esto es válido, también esto es válido. Pero bueno, nos toca a veces también luchar y hacer que las orquestas sociales y los proyectos sociales no son proyectos complementarios, son proyectos necesarios para el Estado. Gobierne la izquierda, el centro izquierda, derecha, la derecha, quien sea, debe estar consciente de que las orquestas sociales son proyectos de cambio social y son necesarios y no complementarios. No es hacer jugar durante todo el periodo escolar y luego, si el niño tiene problemas familiares, si no los tiene, ya él o el Estado se los solucionará. No, por eso es que estas orquestas son proyectos singulares, porque llegamos a donde no va a llegar nunca el Estado.
Allora, sono sicuro che fra di noi ci siano in questo momento molti artisti con una sensibilità speciale, perché altrimenti sareste tutti chiusi nei conservatori a guadagnarvi la vostra vita, che anche questo ritengo sia importante. Però dice quello che secondo me siamo qui a condividere oggi è l'importanza del fatto che le istituzioni si facciano carico di questi progetti non come un progetto complementare, un di più che si offre ai giovani, ma come un progetto fondamentale e sostanziale attraverso cui realmente si può ottenere un cambio nella società. Che il governo sia di destra, di sinistra, di centro non ha importanza, l'istituzione debe farsi carico del cambiamiento attraverso questo proyecto. Y que son proyectos de impacto, Nuestros beneficiarios en Voces tienen un recorrido en el proyecto mínimo de 10 a 12 años en el proyecto. Llega un momento en que el niño tiene 20 años, ya no es niño, 21, 22, y uno le dice, oye, no te puedes ir a una escuela de música, a otro sitio. No, porque Voces es mi familia y yo me quiero quedar aquí hasta donde pueda llegar. Si dice che il percorso nelle nostre orchestre a volte è lungo, nelle sue dura da 10 ai 12 anni e i ragazzi quando arrivano a 20 anni lui spesso propone, dice vai in un conservatorio, cambia il tipo di strategia, ma dice che i ragazzi in genere non se ne vanno perché riconoscono nel movimento Voces la famiglia e dunque difficilmente uno lascia la famiglia. Bueno, y la otra cosa que también aconsejo y creo que debe ser un punto de reflexión para todos es cuál es el papel del director como formador, no solamente a nivel musical, sino también de convencimiento de los políticos, de la empresa privada, es otro factor importantísimo que tiene que colaborar con estos proyectos. Allora dunque vorrebbe sottolineare, tenemos que cerrar. Sì. Vorrebbe sottolineare. Vorrebbe sottolineare l'importanza del direttore dei nuclei che oltre a essere il direttore musicale deve assolutamente sviluppare tutta la relazione con le istituzioni, soprattutto le imprese private. Ahora voy a compartir con vosotros un video, es un borrador de un video que estamos haciendo conjuntamente con una empresa que va a proyectar este video en una feria en Singapur. Vi fa vedere un breve video che starà per andare a Singapore, è una bozza, ma ci tiene a condividere. Grazie. Voces es un proyecto que cambia vida. Voces es un proyecto que tiene en Barcelona ya casi 20 años. Es un proyecto que facilita el acceso a la música clásica y a la música de todo tipo, a niños, niñas, jóvenes, gente grande, adultos, gente mayor, que no pueda acceder a una formación musical por sus circunstancias sociales y económicas. Las mejores cosas de Voces son el nivel, ya que es muy bueno, y también el ambiente familiar, ya que entre todos nos llevamos bien y es muy acogedor, y a nivel de enseñanza, que entre todos nos enseñamos. Lo que no sabe uno lo sabe otro y así se aprende enseñándose entre nosotros. Los niños viven Voces como que si fuera una gran familia que les acoge, una gran familia que les rescata, una gran familia que les brinda alegría haciendo música. Básicamente el amor y la pasión por un instrumento. Aquí hay mucho amor, o sea, mucho cariño a las cosas. Es que puedo estar con mis amigos, puedo tocar el instrumento y no es como una presión, sino es como que lo toco porque yo quiero, ¿sabes? En Voces vinculamos la música con la autoestima, el rigor con la alegría. Y esto trae como producto una alta excelencia musical en nuestros conciertos y en nuestra actividad artística. Confianza en mí, que ¿sabes? Confianza, yo creo.
gusta porque te enseña a colaborar en persona y a hacer cosas que tú en el tiempo puedes aprender a hacerlas mejor. Agradecemos a ZBM la oportunidad que nos está dando de hacer visible nuestro proyecto a nivel global. Si te ha gustado nuestro proyecto, si te ha gustado el vídeo, difúndelo, síguenos en las redes y haz una aportación a nuestro proyecto a través de la web. Bene, una bella esperienza, poi sentire parlare spagnolo questi ragazzi di un altro paese, fantastico. Grazie Pablo González, cominciamo a entrare nel merito, già con Gianni lo avevamo fatto, che cosa intendiamo per orchestre sociali, lo hai spiegato molto bene. E Pablo, non basta la scuola, ci vuole una società che poi aiuta, ci vuole la politica, come ho detto prima anche io. È un'impresa grande questa che dobbiamo portare avanti. Io adesso do la parola a Giuseppe Mallozzi, che appunto musicista anche lui, direttore d'orchestra, ha realizzato diversi progetti musicali che hanno visto il coinvolgimento di luoghi e persone della città appunto di Napoli, e dal 98 è stato docente di ruolo di esercitazioni corali di Conservatorio di Musica e ha fondato dal 2014 con Enzo De Paolo e Domenico Salerno l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli a Napoli, con la quale sta realizzando un progetto di inclusione sociale e condivisione dell'esperienza musicale come momento di conoscenza e di bellezza attraverso la costruzione e la realizzazione di musica vissuta in quanto scultura sonora, così la chiama, espressione anche dell'esperienza esistenziale appunto di chi compone e di chi esegue. Quest'anno hanno realizzato con l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, con l'associazione Giano Bifronte, il patrocinio del Teatro San Carlo di Napoli, uno spettacolo con musiche di Domenico Cimarosa chiamato appunto Cimarosa e Massimiliano Sacchi, è una stagione di concerti in un bellissimo teatro di Napoli, il Teatro Bracco, con anche programmi musiche importanti di Ravel, Mussorgsky, Respighi e il Requiem di Mozart. Ci parlerà appunto di questa esperienza e di alcune riflessioni sul significato e le conseguenze di un lavoro di riappropriazione attraverso il coinvolgimento e l'interazione nel fatto musicale nelle sue varie forme espressive, visto al di là della semplice esecuzione pratica con sullo strumento, per l'evoluzione di ognuno di noi e per ogni persona. Prego. Allora, buongiorno, sono veramente molto contento di condividere in questo momento anche la nostra esperienza dell'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli. Veramente è stato è un'esperienza che io cercavo da moltissimi anni di poter fare, ma parlo di almeno 30-35 anni che avevo questo pensiero, anche se nei conservatori ho lavorato sempre con questo spirito e sempre in questo modo, finché non ho incontrato un pazzo e poi un altro pazzo che hanno creduto in questo percorso pur non avendo modelli a cui riferirsi, per cui veramente solo per il desiderio di voler fare qualcosa con la musica che non sia ciò che si fa normalmente, ma soprattutto una musica che sia di tutti. Io sottolineo questa cosa, perché questo aspetto, perché c'è stato un periodo negli anni 70-80 nel quale si pensava che la musica potesse essere data semplicemente con i concerti, cioè facciamoli partecipare ai concerti, andiamo a concerti in piazza, così, ma basta questo? Questo è il punto, basta?
o non è importante un'esperienza musicale, cioè farla, entrare dentro la partitura, vivere la partitura, diventare la partitura. E farò vedere un piccolo esempio, per non essere banale, ma un piccolo esempio, sono dei musicisti, quindi veramente molto semplice, per capire come la musica sia rappresentazione della nostra vita. Cioè, io sento quando persone anche istituzionali parlano di come è importante la musica, mi sembra che si giri intorno alla questione. È bella, la musica fa bene, la musica è sociale, sì. No, la musica è specchio reale della nostra esistenza, del nostro vivere. Vedete, e se questo si può evincere già da un punto, la musica occidentale a un certo punto della sua storia si è dato un incarico, si è dato un compito, quello di rappresentare la percezione della persona rispetto al mondo. Quindi noi possiamo dire che non c'è un'evoluzione della musica, ma c'è un'evoluzione della percezione e della propria consapevolezza, per la quale ho bisogno di volta in volta di un linguaggio adeguato a rappresentarla. E quindi i linguaggi sono nati dalla necessità di rappresentare la propria percezione. Per cui se Handel è convenzionale, Bach è più spirituale, Beethoven sì, fino ad arrivare a me, è perché la loro percezione della realtà è cambiata e si sono creati il loro linguaggio, fino alla dodecafania se vogliamo, no? Cioè la perdita di fiducia nello Stato, negli Stati, la perdita di fiducia in chi governa, che ha portato al massacro le persone, porta a non avere più riferimenti, e quella musica rispecchia l'assenza completa di riferimenti. Va bene? Allora, intanto ieri sera ho salutato Andrea Gargiulo, che siamo stati colleghi fino a novembre al Conservatorio di Bari, e mi ha detto sì, però parla anche, fai anche conoscere un po', parla anche dell'orchestra. Allora, non so se riesco, visto il computer nuovo, che vabbè, non lo so riuscire in questo modo. No, vabbè. No, volevo dare alle immagini. È il tuo computer? Sì, sì. E dove sta il video? No, il video non è un video. Allora, facciamo così. Cosa No, ma ecco qua. Volevo solo far vedere alcune cose della nostra storia, più che altro, perché voglio parlare in particolare di un bambino un po' emblematico di questa vicenda, si chiama Andrea, un bambino che tutti cacciavano via. Noi inizialmente siamo stati in una scuola dei quartieri spagnoli, in questo centro tenuto da una fondazione, e questo bambino si avvicinò a noi stavamo rifacendo nella scuola, si avvicinò e dice maestro, voglio suonare uno strumento, proprio così. Allora voglio suonare. Allora la direttrice della scuola spiomba su, non ve lo prendete che questo vi rovina tutti. Proprio così, un bambinello piccolino, così. E lui, io dico, vabbè, non è proprio passato, insomma, vicino a me. Va bene. Allora io faccio vedere delle cose ad altri bambini, a due bambine, e lui si mette comunque a fianco, proprio così. E vedo che lui risponde subito alla cosa che ho spiegato, subito risponde, lui ha capito tutto. Allora gli dico, e gli do un trombone, piccolino così, do un trombone di plastica e lui comincia subito a mettere i suoni, cioè lui subito, ma proprio boom, e mette i suoni col trombone. A un certo punto dice, però sto trombone è pesante, non ce la faccio. Allora, e passiamo alla tromba. Lui la tromba subito, guardate un po' che succede, guardate un po', io lo becco una volta sul terrazzo della scuola, con la tromba, stavamo studiando un bolero, è incredibile. E questa Andrea, ma c'è anche altro.
non riesce a piacere. Vente così. Io lo trovo lì fuori che sta cercando un guadagno, Andrea. Ci stanno le mollette pure, ci stanno i registri delle mollette, ci stanno le mollette dentro. Dai, ti voglio leggere le mollette. Questo bambino ha un giorno non vede, speriamo dopo. Ora io un giorno lo portai in conservatorio perché c'era la banda della Marina, la banda della NATO che faceva un concerto e lo porto in conservatorio. Ecco qua. Lui non so come ha fatto, ha trovato questo frigorifero, non lo so come ha fatto. Ha trovato questo frigorifero. Pochi mesi che stava con noi. Questo è il maestro di Torrone. Va bene, Andrea. Allora, giusto per presentare un po' come... Allora, noi abbiamo fatto questo percorso, uno dei primi brani che ho fatto studiare a tutti è stato, cioè subito abbiamo fatto, ci siamo con Andrea, mi ricordo il 29 giugno del 2014, venne anche Andrea e facemmo un piccolo seminario ai docenti e demmo gli strumenti ai bambini. Il 3 luglio, quindi 29 giugno, il 3 luglio, qui presente Mimmo Salerno ci organizza un concerto. Il concerto a San Giovanni Maggiore per presentarci. Venne tutto scassato, tutto si faceva una danza tedesca, ma non era importante, forse questo era molto importante il fatto che venisse in quel modo, perché dovevamo affermare un punto molto importante, che il metro è la persona, non c'è un metro esterno. Cioè quei bambini avevano fatto tutto quello che potevano fare e quindi avevano fatto bene tutto quello che avevano. Quindi era importante affermare questo. E non dobbiamo inseguire un metro esterno, ma dobbiamo far emergere le qualità di ognuno. Per cui da lì partivamo e siamo andati avanti a seguire. Uno dei primi brani è stato il primo contrappunto dell'arte della fuga, perché avevo necessità che si sviluppasse un pensiero contrappuntistico, una mentalità contrappuntistica. Guardate, è una cosa, bambini come Andrea ce ne stavano altri. E io vedevo questi bambini, non sapevano nemmeno chi era, ma non lo sapevano. Quindi non c'era nessun condizionamento, nemmeno positivo. Voi dovevate vedere come facevano una guerra con loro stessi per riuscire a suonare quel pezzo piaceva. Quindi questo dice che la bellezza si impone di sé, non ha bisogno di qualcuno che la media, che dice guarda questo è bello, non c'è bisogno. Bene. Allora, ora vengo invece al contenuto dell'intervento, vi ho fatto una piccola presentazione del nostro percorso e siamo arrivati al punto in cui Mimmo sempre ha avuto questa intuizione, cioè è il momento che l'orchestra si responsabilizzi e abbia la responsabilità di una stagione. Alcuni dei nostri giovani ora stanno ai licei musicali, ai conservatori, quindi si apprestano a una carriera proprio. Alcuni sono diventati anche docenti all'interno, assistenti, ed è bello questo scambio, perché dico ora devi restituire, come diceva lui giustamente nel video, devi restituire quello che hai avuto ed è giusto così. Ora, e quindi lui ci ha organizzato una stagione a Teatro Bracco di 8 concerti, è stato molto stressante, molto perché sentivamo il fiato sul collo, cioè 8 programmi differenti. Però nello stesso tempo dovevamo affermare che noi non stavamo, come si dice a Napoli, pazziando, non stavamo facendo le cose sceme, diciamo, volevamo fare le cose serie, perché noi al quartiere la nostra aspirazione è di essere un polo culturale, qualcosa, un centro dove si fa pensiero,
ecco, dove si ritrova il pensiero. E io la voglio chiamare, no, non più a Catania, voglio chiamarla casa dell'orchestra dei quartieri spagnoli. Molti nostri giovani hanno le chiavi, vengono, portano amici, si mettono a studiare anche di sera tardi, ed è una cosa molto, molto bella questa. E quindi siamo arrivati e quindi era necessario anche cimentarci con programmi che attestassero chi siamo. E quindi da quadri di un'esposizione, Mussorgsky Ravel, Brahms, la seconda serenata di Brahms, cioè l'Histoire du Soldat, cioè pezzi che io, c'è Annalisa Spadolini, io guarda, faccio quel pezzo, per me arriva un grande diciamo, pensiero di ringraziamento a Donato Lenzetti, che è il cugino, che mi ha dato tutti gli strumenti per poter fare questi brani. Quindi abbiamo fatto veramente un percorso fino a ora, il 9 maggio, l'ultimo concerto di questa stagione, nella quale voglio far esprimere i giovani. Tutti hanno avuto la possibilità di esprimersi anche da camera, piccoli gruppi, ma ora da soli. Sono 4 persone, 3 giovani più una all'altra, 3 giovani che devono fare l'esame di ammissione in conservatorio. Ho detto bene, il brano che porterete lo farete con l'orchestra. E quindi faremo questo brano che loro portano alla missione con l'orchestra, corno orchestra, clarinetto orchestra, 2 violoncelli orchestra e trombe orchestra. Faremo questo e per me veramente molto bello, perché il segno che voglio dare molto forte, e questo è il pensiero che ho avuto fin dall'origine, dall'inizio, è che questa orchestra appartiene all'orchestra, appartiene a chi vi suona. Noi non abbiamo padroni. Nessuno è venuto, né Enzo De Vau, né Mimmo Saini, nessuno a dire dovete fare questa, dovete fare quella, assolutamente no. L'orchestra è nostra e quindi vi voglio dare questo segno, che loro stanno costruendo qualcosa, cioè ogni cosa, ogni piccola azione la fanno per loro. Ora il titolo del mio intervento è musica di tutti o musica per tutti, no? In questa cosa. Questo pensiero qua io l'ho formulato nel 93, quindi dal senso del mio pensiero come è rimasto così. Allora voglio soffermarmi ora sul fatto che dicevo all'inizio, cioè la musica è la rappresentazione di quello che siamo. La musica è un gioco di relazione, non è il mi e il sol che fa la musica, ma ciò che sta in mezzo al mi e il sol fa la musica, capite? Allora voglio portare questo piccolo, quanti minuti c'ho ancora? Pochi. Allora, questo è un brano molto semplice, ho scritto il nome delle note perché non sapevo se nel pubblico c'è persone che leggessero. Un brano molto semplice, molto conosciuto, è il canone di Pachelbel. Va bene? Ora voglio farvi ascoltare questa cosa. Allora, vediamo un po' del canone. Vediamo se riesco a ingrandire un po'. Deve essere questo, vediamo un po'. Ecco qua. Allora, questo è il basso continuo. Va bene? Cioè una melodia che sta al basso e che, sentitela un attimo, poco poco, possiamo anche cantarla se vogliamo, no? Si, fa, sol, re, sol, la, re, la, si, fa, sol, re, sol, la, re. Così, continua, finale, cioè fra un po' potete chiamare il 118 se continua così, perché è uguale, ma vedete cosa succede nel momento in cui io lo metto in relazione con un'altra parte. Guardate, vediamo che succede.
Sentite quella parte che abbiamo cantato prima. Vedete che significato acquista ora, di volta in volta. Vedete che è sempre differente. Quello che abbiamo cantato prima era sempre uguale a se stesso, ora diventa sempre differente. Che cosa è questo? Cosa significa? Significa che è la relazione che dà significato, è la relazione. Ora, quando parliamo di relazione entriamo quasi nel sacro, perché la relazione è ciò che unisce due situazioni, no? E nella cristianità la relazione più grande è lo Spirito Santo, per dire, no? Cioè si va nel sacro. Quindi è un numero, la relazione è un numero, ma è anche pensiero. Cioè siamo a quel punto di confine nel quale la matematica diventa pensiero. Non è più solo un numero, la relazione. Se io aggiungo un altro e a un altro ancora, noi vediamo che si arricchisce ancora di più tutto e la relazione si infittisce ancora di più, pur avendo un elemento comune. Allora signori, ora io voglio portarvi a noi stessi. Ora io sono Peppino, Mimmo, Giuseppe, Andrea, così, qua. Nel momento in cui lasciamo questa sala, e ognuno di noi va a casa, per esempio, è Peppino, Giuseppe, Andrea, a casa. Che succede? Succede che io sono sempre io, ma è la relazione che mi fa essere. Quindi io sono sempre lo stesso, ma sono sempre differente. Cioè io ho maschere, noi viviamo e noi non ci possiamo nemmeno pensare al di fuori di una relazione. Non esistiamo proprio, non possiamo nemmeno dire io esisto. Io esisto sempre in una relazione ed è la relazione che mi fa. Questa è la musica ed è lo specchio esatto della nostra esistenza. Quindi quando noi parliamo di musica non è solamente come è bello i guaglioni suonano, come è bella sta cosa, non è solo qui, è uno strumento di conoscenza, è uno strumento che sviluppa consapevolezza, perciò è uno strumento che crea cittadini, perché dice io ci sono, fa entrare dentro me stesso e mi fa capire chi sono e nello stesso tempo mi crea una conoscenza di tipo fortemente intuitiva, perché questa è la rappresentazione della percezione che Pachelbel ha del suo mondo. E se oggi noi lo ascoltiamo ancora e ci piace, perciò ci piace, perché è uno specchio. Noi quando facciamo musica ci guardiamo allo specchio, ma ci guardiamo allo specchio in quello che siamo nella nostra profondità, quello che siamo noi come persone. Questo è un dato molto importante, credo, che debba essere notato a fondamento della necessità di fare musica. Non è una velleità fare musica, non è uno. Noi quando parliamo si parla spesso come è importante lo sport, perché ha una valenza immediata sul corpo. Ma questa ha una valenza immediata sul mio pensare di me stesso e di mio pensare del mondo. Mi crea uno sguardo sul mondo, mi dà le chiavi per poter esistere. Cioè questo credo che sia molto importante, anche da portare nelle sedi dove si decide. Perché la musica non è, ripeto, non è una velleità, non è una cosa ludica nel senso di vabbè per tempo facciamo impaziente. No, è qualcosa, se si vuole fare un investimento sulle persone, come disse Enzo De Paola alla presentazione, quando al sabato delle idee, a Napoli c'è il sabato delle idee, un signore che si è inventato questo, mi sembra molto Totò e l'onorevole Trombetta, il quale onorevole Trombetta quando va a Milano c'è lo sciopero e io parlo. Allora ecco, si fanno le idee. Allora c'era chi pensava di restaurare un portale, chi pensava di ma chi è che si sporca in mano a fare qualcosa? Tutte queste belle intelligenze, ma chi fa? Allora Enzo disse io mi voglio occupare delle persone, voglio investire sulle persone quando presentò questo progetto. Ecco, lo Stato che cittadini vuole fra 10 anni? Questo è importante. Che cittadini vuole? Che persone vuole? Perché anche può darsi che anche il progetto, difatti vediamo che dal 75 la televisione sta facendo un'opera di depauperamento della nostra intelligenza, no? Alcune situazioni della televisione. Allora, può darsi anche che il progetto è creare persone stupide,
Cioè Levi-Strauss dice una cosa molto importante, dice la persona può pensare il mito perché ha la struttura mentale per pensare il mito, va bene? Io posso invertire questo e ti creo una struttura mentale per la quale tu pensi il non pensare, un vocabolario che si impoverisce sempre di più, e se non ci sono parole non c'è pensiero, perché io devo fare l'audience, quindi quanto più persone io faccio vedere il programma, più guadagno, quindi le parole devono essere poche parole, poco pensiero. Allora dobbiamo decidere, dobbiamo veramente gettare giù la maschera e capire, cioè bisogna assumersi le proprie responsabilità. Allora tu Stato vuoi un popolo di scemi, lo devi dire, vuoi un popolo di cittadini, lo devi dire, allora agisci. Questo è. Vi ringrazio. È stata una vera gioia. Appassionato, veramente sì, hai illustrato delle cose importanti e non ha detto nulla del progetto dei quartieri spagnoli. Abbiamo capito da quello che hai detto che cos'era il progetto, quindi benissimo, grazie. Allora, la parola adesso all'ultimo di questa all'ultimo relatore, Cosimo Colazzo, del Conservatorio di Musica Bonforti di Trento, direttore della Civica Scuola Musicale Zandonai di Rovereto, è un compositore, direttore d'orchestra, pianista, docente di composizione al Conservatorio di Musica di Trento, del quale è stato anche direttore, svolge intensa attività compositiva e dal 2020 dirige la Civica Scuola Musicale Zandonai, appunto a Rovereto, e ci parlerà appunto di questa esperienza della Civica Scuola di Rovereto, delle sue esperienze e delle prospettive, quindi grazie. Sì, siamo decisamente in ritardo, però insomma... Vedo di essere sintetico, sì, parlo di questa esperienza che abbiamo sviluppato dentro la Civica Scuola Musicale Zandonai, un'esperienza di orchestra sociale che è stata molto importante, insomma, ha avuto un largo seguito, ma tenterò di spiegare perché è una leva importante dentro un contesto come quello di una scuola civica e dentro il contesto particolare della nostra scuola civica. La Civica Scuola Zandonai di Rovereto è una realtà con una storia molto lunga, cioè le sue radici sono dentro l'Ottocento, nasce nel 1889 come una occasione di formazione per la musica voluta da una società musicale e bisognava formare i musicisti che poi avrebbero costituito, cioè sarebbero entrati a costituire il coro cittadino, l'orchestra cittadina, per delle occasioni pubbliche, si dovevano formare i musicisti pure per la banda cittadina. Nasce in questa maniera, quindi diciamo, pensa alla musica come una occasione educativa per la comunità, per la città, e quindi la musica, diciamo, concorre alla formazione, non costituisce la parte, diciamo, importante della formazione, ma concorre alla formazione soprattutto, diciamo, della classe dirigente. Quindi è un'esperienza che è animata soprattutto dalla classe borghese e, diciamo, studiare musica, studiare seriamente la musica, in questo senso nasce l'esperienza, è importante per avere una buona formazione. Un altro passaggio importante della storia della Civica Zandonai di Rovereto è il 1908, quando questa esperienza, diciamo, di scuola musicale cittadina viene fatta propria dal comune, no? Cioè che condivide lo spirito con cui è nata e quindi si assume l'onere di fondare e di sostenere una scuola musicale, ed è una scuola musicale che deve nascere, così la si ritrova proprio nelle determinazioni comunali, nasce con la volontà di offrire una formazione, si scrive, seria, e infatti vengono reclutati dei buonissimi
insegnanti tramite concorsi e così. Questa è la cifra identitaria della scuola, che la scuola si porta per lunghissimi anni. Quindi è una scuola che nasce con una struttura molto solida, avrebbe potuto avere nel suo sviluppo anche il destino di diventare un conservatorio di musica, come è accaduto per altre realtà di questo tipo, ma non avviene. Rimane una scuola musicale molto sentita dalla cittadinanza, che continua a offrire dei corsi musicali in un'impostazione che è come quella del conservatorio. Questa è stata, diciamo, la cifra che ha riguardato la scuola. Un altro punto importante di svolta della scuola si ha negli anni 80. Spiego perché. Allora, nel contesto trentino, le scuole musicali, ce n'era una a Trento che poi diventa il conservatorio, e questa di Rovereto, per lunghi anni, per lunghi decenni. Negli anni 60 incominciano a sorgere delle scuole che fanno riferimento a delle associazioni o a delle cooperative, e insomma incomincia ad allargarsi, diciamo, il movimento della formazione musicale, che fa riferimento a queste realtà che incominciano a diffondersi sul territorio. Negli anni 80 la provincia di Trento, diciamo, offre una cornice a queste esperienze, condivide il fatto che siano delle esperienze socialmente rilevanti, che consentono la formazione musicale sul territorio, anche nelle periferie di questo territorio difficile del Trentino, no? Che è fatto di montagne, quindi diciamo non è importante che ci siano delle occasioni di formazione che siano diffusi anche, diciamo, nelle vallate, non solo nei centri importanti, Trento e Rovereto. Allora la provincia crea una cornice istituzionale a queste realtà e crea il registro delle scuole musicali della provincia di Trento. Sono 13 scuole che vengono riconosciute e a cui si affida la possibilità di un contributo con una prospettiva, diciamo, di lungo termine. Quello che la provincia chiede alle scuole è che facciano riferimento a degli ordinamenti didattici che vengono definiti, e sono degli ordinamenti didattici molto interessanti a cui hanno atteso pedagogisti importanti come Carlo Delfrati, e quindi dove il disegno, diciamo, della didattica musicale è un disegno che è di intenzione nuova, cioè che non fa riferimento a dei programmi standard come quelli, diciamo, della tradizione conservatoriale dello studio, ma che siano formulati per competenze, che siano tendenzialmente inclusivi. E quindi la scuola musicale, in quel momento, la civica scuola musicale, viene a essere parte di questo sistema delle scuole musicali della provincia di Trento, che hanno governanze differenti. La scuola musicale di Rovereto è l'unica che fa riferimento a un ente pubblico, al comune, le altre sono o associazioni culturali o cooperative. Ecco, diciamo quindi che la scuola entra, e questo è un passaggio molto importante, perché in qualche modo deve riformularsi, cioè deve confrontarsi con una idea della didattica musicale differente rispetto a quella della propria tradizione, anche se ha continuamente rivendicato, diciamo, questa sua identità diversa rispetto a queste altre realtà. Quindi è partecipe. Quando mi è stata affidata la direzione della civica nel 2020, insomma, è questa la condizione di una scuola che ha una lunga storia, una tradizione importante, nomi importanti tra i professori, tra i direttori della scuola lungo decenni, e quindi, diciamo, la rivendicazione si avvertiva la rivendicazione di una diversità, anche se partecipi di un sistema del tipo come ho descritto. Ecco, quando io ho assunto la direzione mi sono proposto una cosa, cioè di come intervenire su questa condizione che era un poco ferma, cioè il fare riferimento a un passato importante, glorioso, come fattore identitario, che non è da negare, certamente diciamo, sostiene questa realtà importante, ma nello stesso tempo, insomma,
creare le condizioni per cui potesse guardare al futuro diversamente. Allora la cosa più importante, eravamo nel periodo primo della pandemia, quindi si è continuata la nostra attività, ma avevo bisogno di trovare un progetto che impegnasse la scuola in una maniera fortemente innovativa e che proponesse proprio un ribaltamento di questa sua situazione e il proiettarsi diversamente, il proiettare diversamente la propria attività. E quindi l'idea di orchestra sociale è stata importante in questo senso. Nel 2021 abbiamo attivato il progetto di orchestra sociale, un'orchestra sociale largamente inclusiva, cioè un'orchestra che doveva poter accogliere chiunque. Abbiamo fatto una campagna capillare di proposta a partecipare all'orchestra sociale, aperta a tutta la cittadinanza, una campagna presso le scuole, una campagna attraverso altri canali comunicativi e questo proponeva la scuola improvvisamente in una dimensione assolutamente aperta alla cittadinanza, cioè la scuola è stata sempre per lunghi anni fortemente sentita dalla cittadinanza, ma con quel profilo che ho descritto. Ora doveva allargarsi alla cittadinanza proponendosi in un profilo diverso, cioè non solo quello dello studio accurato, disciplinato della musica con le lezioni individuali, ricorrenti, eccetera, ma in una dimensione totalmente differente. Abbiamo fatto una campagna di comunicazione che è stata benissimo raccolta, per cui chiunque poteva venire a partecipare a questa esperienza. Abbiamo affidato questa esperienza ad Andrea Gargiulo, che insomma rappresenta sicuramente un capitale di esperienza importante in questo senso. Abbiamo raccolto moltissime adesioni, quasi 100 adesioni da parte di ragazzi che non avevano mai fatto musica, mai toccato, mai suonato uno strumento. La scuola ha un patrimonio di strumenti ingente, perché nei lunghi anni ha raccolto un patrimonio di strumenti molto ingente, quindi avevamo a disposizione gli strumenti da affidare loro per chi non avesse uno strumento. Abbiamo organizzato le sessioni di studio con Andrea Gargiulo per gruppi di età. C'era il problema della pandemia, quindi dovevamo limitare anche i numeri, ma per gruppi di età lungo tutta la giornata si lavorava con questi gruppi dai 4 anni in su. Abbiamo proposto con Andrea Gargiulo la sua esperienza violinista per un giorno dai 4 ai 7 anni, poi altri gruppi dai 7 ai 10, dai 10 in su. I professori della scuola hanno partecipato a questo progetto didattico, perché accanto alle sessioni di studio con Andrea Gargiulo poi c'erano delle sessioni affidate a docenti interni che facevano esperienze di vocalità, di percussion. I ragazzi si potevano assistere a momenti di studio, lezioni di strumento, potevano fare delle lezioni, delle ulteriori sessioni di lavoro con professori della scuola allo strumento. Insomma, erano immersi in questa situazione e poi c'era l'obiettivo di realizzare un esito finale che è stato realizzato di un concerto con l'esecuzione di vari brani che sono stati adattati da Andrea Gargiulo alla situazione dei gruppi, alle competenze che con cui si è ritrovato a lavorare. Gli studenti interni, cioè questa esperienza era aperta all'esterno, ma era anche rivolta agli studenti della scuola, quelli che studiano ordinariamente lungo l'anno. C'è stata una risposta, non è stata una risposta numerosa. Questo è significativo perché significa che si osservava questa esperienza come un'esperienza un po' eccentrica, diciamo, no? Rispetto a quello che normalmente si fa nella scuola. Abbiamo riproposto la cosa nel 2022 e ha avuto ugualmente un grande successo presso l'utenza esterna e ha mosso di più l'utenza interna. Ci sono stati molti più ragazzi che hanno partecipato, quindi si è creato un gruppo in cui l'utenza esterna senza preparazione pregressa e l'utenza interna insomma si sono ritrovate
ad agire insieme rispetto all'obiettivo di realizzare in questo caso una fiaba musicale di Andrea Gargiulo, I colori del suono, che è una fiaba che tematizza proprio le questioni dei possibili conflitti tra persone, tra culture diverse e come si possano trovare un'integrazione. Quindi in qualche modo il tema del concerto spettacolo era un po' il tema che si stava agendo attraverso l'esperienza dell'orchestra. Ora la riproponiamo nel 2023 l'esperienza e abbiamo fatto una campagna appunto di promozione e continuamente arrivano richieste, quindi anche nel 2023 abbiamo molte domande di partecipazione a questa esperienza che faremo in giugno, e allarghiamo anche al coro, cioè avremo la violinista per un giorno, orchestra per sempre, abbiamo chiamato così l'esperienza per chi vuole suonare lo strumento dell'orchestra, poi avremo un coro per tutti e si lavorerà tutti insieme a creare una fiaba musicale. Che cosa voglio dire rispetto alla vicenda della Civica Scuola Musicale e questa esperienza che sta lavorando, diciamo, all'interno della identità di una scuola civica? Che l'esperienza è molto importante perché la guardo dalla prospettiva di chi studia dentro la scuola in maniera strutturata, diciamo. I ragazzi che fanno questa esperienza possono muovere, mettere in movimento una idea dell'esecuzione musicale, della realizzazione musicale, della produzione musicale, del rapporto con un testo, che rischia di essere, quando troppo tecnicistica, quando troppo specialistica, solamente applicativa. Cioè in un'esperienza di questo tipo si produce questo, si ha come rispetto al tecnicismo, no? Rispetto ai confini stretti del fare musicale e del fare musicale tecnico, si ha come un arretramento ad una dimensione anteriore, ad una dimensione che è più fluida e mobile. È una dimensione in cui si capisce che il testo non è qualcosa di chiuso, è qualcosa di aperto, che l'interpretazione non è solo applicativa, ma implica una dimensione, una messa in gioco di sé, una dimensione interpretativa, realmente interpretativa, quello che si è detto anche in altre relazioni, che cioè le dimensioni della composizione, della improvvisazione, della lettura, sono delle dimensioni che utilmente devono mettersi in movimento, devono mettersi in gioco, e questo è, dal punto di vista della didattica e della pedagogia, una cosa interessantissima. Cioè che i ragazzi che studiano normalmente nella scuola musicale facciano questa esperienza è estremamente formativo, perché escono fuori da una dimensione in cui lavorano in maniera isolata per se stessi e vivono il rapporto con il testo in una maniera troppo rigida. Questo mettersi in gioco, questo vedere che insomma c'è questa dimensione che è estremamente aperta del fare musicale, dove tutti possono dare un contributo, anche chi magari ha un'esperienza non così strutturata, e tuttavia il gioco diventa produttivo. Questo è estremamente importante, cioè il vivere il testo come esperienza piuttosto che come un regime chiuso. Questo è di grande importanza ed è estremamente proficuo. E qui si crea un legame tra le questioni della didattica e della pedagogia, è una questione anche politica, perché c'è questa metafora dell'orchestra come macchina perfettamente funzionante, no? Funzionante perché ci sono ruoli assegnati, gerarchie definite e c'è una leadership, eccetera. Vivere una idea di orchestra che non è, cioè dove questo potere macchinico non è così vigente, ma questa esperienza di orchestra dove i ruoli sono interscambiabili e chi è esperto e meno esperto si mette in comunicazione, si mette comunque in una relazione, ci porta anche questo, ci fa arretrare.
da un'idea di democrazia che è solamente burocratica ad una idea di democrazia che si sta facendo, che è informazione. Questo è molto importante, quindi io vedo uno specchio tra la utilità pedagogico-didattica di quello che stiamo facendo e anche questa esperienza che diventa politica proprio perché ci porta alla democrazia, ma in un senso che noi siamo, come è stato detto a Gianni Nuti, stiamo scegliendo di realizzare, cioè siamo proprio nel vivo della formazione della relazione democratica, insomma. Quindi diciamo che la metafora dell'orchestra io la vivo e la sento in questi termini e non quindi come una macchina perfetta dove tutto è estremamente funzionale, ma un contesto, un ambiente dove la dimensione della scelta e della responsabilità sono veramente e concretamente importanti. Che cosa, per concludere, rispetto alle prospettive, continueremo a lavorare con l'orchestra sociale in questi termini, cercando di offrire maggiori possibilità a questa esperienza, di maggiore continuità, e un lavoro a cui ci appresteremo è quello di creare un'esperienza di orchestra sociale che sia rivolta molto alle questioni della disabilità. La nostra esperienza di orchestra sociale è stata sempre dichiarata come aperta anche a chiunque, anche a chi è diversamente abile. Ci è arrivata qualche situazione di questo genere, ma poco. Però vogliamo ora sviluppare anche una esperienza più specificamente diretta in quella direzione, in collaborazione con le cooperative che si occupano di disabilità. C'è un'attenzione molto forte al Rovereto rispetto alle questioni della disabilità e ci sono delle strutture che lavorano molto bene in questo senso. Vorremmo ora creare una integrazione del nostro lavoro rispetto a questo ed è, diciamo, una delle nostre idee, degli sviluppi che vogliamo offrire al progetto. Un'ultima riflessione per concludere. Allora, se la civica scuola musicale Zandonai è nata nei termini, come ho detto, ed era estremamente legata, diciamo, alla società, lo era in quella forma, quando è nata era strettamente vincolata ad un'idea di società e di politica, secondo me la leva dell'orchestra sociale è stata importante per reinterpretare il ruolo della civica scuola musicale rispetto a un contesto che non è più quello per cui è nata e che in qualche modo si tentava continuamente di replicare, diciamo, mentre la società era cambiata e continuava a cambiare. Il modello di orchestra sociale ci propone la possibilità di una scuola civica che ritrova un suo ruolo rispetto ad una società che è cambiata, cioè una società che è segnata dalle differenze, che è segnata dalle diversità, è multiculturale, ci sono bambini di tutte le nazionalità, è una società che è sfrangiata, è una società stratificata di tante identità culturali diverse. Quindi l'idea di orchestra sociale ripropone un attivismo concreto e proficuo della scuola musicale a fronte di questa società attraverso questa esperienza, che è un'esperienza dove una regola importante è proprio quella delle differenze, la regola della diversità, cioè di questa dimensione per cui è fatta di molte identità, è fatta di molte esperienze diverse e in qualche modo offre un ambiente di possibilità, un ambiente dove questa realtà possa diventare proficua e trovare degli esiti e delle realizzazioni di rilievo che poi devono essere offerte, comunicate, come sono attraverso il concerto finale, alla comunità. Bene, grazie mille.